Forse i più informati tra di voi lo sanno già. Comunque ho il dovere di divulgare la notizia, soprattutto per quelle persone che non seguono la politica. Ebbene, da qualche giorno nel Veneto si è costituito un governo parallelo a quello ufficiale. Cosa significa? Significa, per dirla in poche parole, che oltre a Luca Zaia esiste un nuovo presidente che si è autoproclamato tale e che governa la regione pur non essendo eletto. Tanto il voto per quel che conta. Insomma, si è costituito quello che gli addetti ai lavori chiamano un governo ombra. E per noi veneti non sappiamo cosa può significare questo. L'unico governo che è stato riconosciuto come tale anche dal 50% dei veneti che non è andato a votare nelle ultime elezioni. Addirittura. Signore e signori, oggi abbiamo il piacere di avere in radio Luca Paia, il presidente del governo ombra. Allora, molto bene, allora è Paia, non l'altro. Lo sentiamo se c'è. Presidente c'è? Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. C'è. Presidente, parliamo di sanità. Come vanno i nostri ospedali? Sanità, sì. Beh, guardi, io comincerei subito con fornire alcune cifre. Noi abbiamo 28 aziende sanitarie locali. Adesso non la Poi finisco abbiamo 34 aziende sanitarie bilocali. Bilocali. 53 ospedali civili e 24 ospedali incivili. Noi abbiamo 84 poliambulatori medici con 84 medici poliambulanti, che stanno in giro. 48 case di cura convenzionate, 22 case di cura non convenzionate, 12 case di cura convenzionate, ma un giorno sì e un giorno no. Poi abbiamo 400 per trapianti del cuore, 300 per trapianti del fegato. Pensi che noi stiamo sperimentando insieme al trapianto dei capelli anche il trapianto delle corna. Delle corna? Come sarebbe? Cornee o corna? Scusi. Guardi, per questo motivo io, visto che sono in radio, coglierei l'occasione per fare un appello ai radioascoltatori. Noi abbiamo bisogno di donatori. Se anche non avete niente da donare, ma avete magari qualche conoscente o amico cornuto, non aspettate, avvistatelo ed inviatecelo di corsa, perché lo mettiamo subito al centro dei trapianti. Grazie Presidente. Rinnovo a voi e tutti quanti i radioascoltatori i miei saluti e soprattutto agli ascoltatori cornuti compresi. Cattivo.